Direzione investigativa antimafia è composta da polizia, carabinieri e guardia di finanza e in parte residuale anche dalla polizia penitenziaria. Allora, Eh, ringrazio la dottoressa Giuffre di essere stata presente in questo momento, secondo me, importante, sia sociale che per i nostri studenti della Pisardi, che devono conoscere bene e con delle domande dirette ai competenti, agli addetti ai lavori, su delle problematiche che molte volte passano inosservate. E quindi le chiedo, oggi per lei questa esperienza l'ha arricchita o ha, diciamo, constatato il valore dei nostri ragazzi? Grazie. Certo, ogni esperienza io credo che sia un arricchimento per ciascuno di noi. Questo è il quarto incontro, ma qualunque momento di relazione, diciamo diventa un modo per apprendere dagli altri e raggiungere anche una maggiore, diciamo, capacità di comprensione dei fenomeni che purtroppo abbiamo ogni giorno sotto gli occhi. E come ho detto prima, questi momenti sono dei messaggi che servono per stimolare appunto una ripresa della nostra società, nella idea di migliorarla perché ne ha tanto bisogno, contro appunto quell'immobilismo che si vorrebbe da più parti, e che invece deve essere messo in difficoltà grazie alla capacità, soprattutto dei giovani, di riportarsi nella società con nuove idee, con nuove forze, con nuove anche capacità, nuove energie che servono appunto per arrivare a questo obiettivo. Grazie allora e al Grazie a lei. prossimo anno.